Blindo Studios presenta. Pronto signora, buongiorno, sono Vandalo Unni dei traslochi Attila. Dunque, per il trasloco va bene se veniamo dopo pranzo, vero? Come già stabilito, veniamo... Ha sbagliato numero. Ma il signor Salvatore abita lì? Quale trasloco? Quale trasloco? Il trasloco che il signor Salvatore ha ordinato. Nessun trasloco ha ordinato. Come nessun trasloco? Voi traslocate in Toscana? Sì. Infatti. A Palermo, no? No, a Figline Valdarno. Ma Ora, no, davvero. Ma mi passa è uno scherzo, sicuramente. No, è uno scherzo l'hanno fatto a noi, cara signora. Per favore, mi passa il signor Salvatore. Mio padre è in bagno. È in bagno, ecco, dica di far presto perché io devo sapere qua che cosa dobbiamo fare. Parlo, mi scusi? Prego? Vandalo Unni dei traslochi Attila. Che fa? Traslochi Attila. Traslochi Attila, perché? Lo sa qual è il nostro motto? Dove passiamo noi non cresce più la moquette. Sì. Assolutamente, ci mancherebbe altro. Cioè noi traslochiamo tutto. Signora? Tra poco si porta via anche i muri. No, la signora si è fatta una risatina, come dire, si mandano Unni, traslochi Attila. Perché? Scusa, che c'è di strano? Lo richiamava. Sì, traslochi Attila. È lei? Sì, mi Senta, dica. dovrei traslocare a Figline Valdarno. Siete liberi oggi? Senta, la smetta perché sennò chiamo il 118 e poi ne parliamo. Ma 118 solo se qualcuno si fa male, signora. No, com'è perché io le faccio male, è quello, a capito? lei, ho capito, lei prima mi fa io male, le faccio male e poi chiamo il 118. Senta, fa uscire suo marito, suo padre dal bagno, per favore. Lo fa uscire, per favore. Se no ci sta anche troppo, no? Pronto? Ah, signor Salvatore? Con chi parlo? Scusa. È Salvatore? Sì? Benissimo, signor Salvatore, traslochi Attila. Sono Vandalo Unni di traslochi Attila. Dunque, perché ha ordinato questi traslochi? lei, caro signor Salvatore. Io? Certo. Ma lei sta sognando? No, io faccio il mio lavoro, guardi, a me è arrivata una telefonata da parte di un signor Salvatore che mi ha dato questo numero, questo indirizzo, tutto quanto, dice noi traslochiamo a Figline Valdarno. Ma sta scherzando? Non ci posso fare niente, guardi, la posso far parlare con la persona che ha preso questa telefonata, forse ci hanno fatto uno faccia scherzo. parlare questa persona, io non ho telefonato. Caro signore, può darsi che ci abbiano fatto uno scherzo sia a lei che a me perché hanno dato il suo nome, capisci? Non lo so, che ne so io. Appunto, speriamo di no, vediamo, insomma, la faccio parlare con Guglielmo, un attimo. Guglielmo, guarda, non partire. No, sì, figurati, questo qua dice che non ne sa niente, cade dalle nuvole, no, speriamo non si faccia male. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, sono Guglielmo Fastri dei traslochi Attila. Allora, io ieri ho ricevuto una telefonata dove mi si diceva, appunto, sono Salvatore, tal de tali, eccetera, eccetera, numero di telefono, domani c'è da fare uno sdralogo, ieri mattina, sì, uno sdralogo, allora, uno sdralogo oggi, ora, e lei mi ha telefonato? Io? Ma neanche persona. Ma se rionosco la voce, madonna buona, rionosco. Rionosco la voce, scusi, Ma cosa sta dicendo? Ma che cazzo dice? Ma meno male siamo in nord. No, voglio dire. Pronto? Ma come si permette questo signore di parlarmi in questo modo? Mio padre è malato di cuore, prima di tutto. Poi mi metta avanti, via, su. Mi metta avanti tutti i problemi, forse. Ma il cazzo me l'ha detto lui, mica io, sia ben chiaro. Lui ha detto, ma che cazzo vuole? Me l'ha detto lui, mica io. Anch'io sono malato di cuore. Ora comincia anche. Sono malato di cuore anch'io. Madonna ragazzi, ma ha fatto venire. Oddio. Perché tutti devono essere malati di cuore fuori di me. Cioè, voglio dire, quello è malato di cuore, quell'altro è in carrozzina, quello non si muove. Insomma, ragazzi, ora comincio anch'io, quando comincia a dire qualche cosa, sono malato di cuore. Così, vediamo se... No, scusa, sono tutti malati di cuore. Vabbè, cosa c'entra poi con uno sdralogo quando si cercava di capire se ci avevamo fatto uno scherzo? Cioè, vabbè. Andiamo avanti, è malato di cuore, lasciamolo stare per carità di Dio, No, ci mancherebbe altro, andiamo un'altra persona. Sì, come sono pronti, a parare i colpi, cioè, praticamente, lui ha detto delle parolacce, insomma, e non io, lui, però è malato di cuore. Io c'ho un malompiede, allora come si fa?
Andiamo avanti, andiamo da qualcun altro, via, su, facciamoli traslocare tutti a Filine Valdarno. Sì, tutti a Filine Valdarno. Tutti. Qui sembra che non risponda nessuno, ma non importa. Andiamo da un altro, andiamo da Paolo Mieli. Ma cosa c'entra? È così, mi piace dire Paolo Mieli. Sì, perché maniera l'ho inventato io dicendo Paolo Mieli, tempo fa. Questa maniera, no, era Paolo Mieli. Va bene. Dai, forza. Sì. Pronto? Pronto, sì, buongiorno. È il signor Silvio? Sta scherzando? Chi è che lo vuole? Come sto scherzando? Perché dovrei scherzare, scusi? Ora ho detto un nome, sto scherzando. Ho chiesto, c'è il signor Silvio? No, Lei è il signor... Non c'è da 8 anni circa, è mancato. Lei è una signora allora? Sì. Signora, ma lei ha una vociona che non mi sembra tanto signora. È un po' vabbè, signora. non sono signora. Non è una signora, che è? Loredana Bertè? Comunque uno che cerchi il signor Silvio, Ma, dopo anni che è mancato. Vede, il problema è che il signor Silvio è ancora sull'elenco. Va bene. Capisce? Comunque lui non c'è E più. poi ci sono anche altri Silvio che ci sono, capisce? Molti pensano e sperano che Vabbè, non ci siano di che più. si tratta, scusi? No, era uno sdralogo, signora. Uno sdralogo. Non so neanche cosa voglia dire. Sdralogo, signora. Sdralogare. Sa cos'è uno sdralogo? No. Allora, un trasloco? Signora? Sì. Ecco, un trasloco lo sa cos'è? Ma sì, ma cosa Ecco, c'entra? un triciolo, lo sa cos'è un triciolo? Ma no, ma cosa mi Ma sta come non sa dicendo? cos'è uno sdralogo e cos'è un triciolo, signora? Lei deve saperlo, uno sdralogo e un triciolo sono cose normali, no? Io non capisco cosa voglia dire. Ma se io dico cetriolo, lei capisce. Sì. Ma se dico triciolo non capisce. Non capisco, Se dico no? trasloco, lei capisce. Se Ma dico cosa- sdralogo, lei non capisce. Oh, come mai, signora? Qui, qua. Lei Ma capisce. senta, la smetta di prendermi in giro e di fare... Io non so cosa vuole da noi, Da noi chi? Un momento, noi Da chi? mio marito. Ma suo marito è morto, non voglio niente da Appunto, lui. Ma ci cosa vuole mancherebbe allora? che volessi qualcosa dal signor Silvio, riposi in pace, insomma, lasciamo stare morti, ecco. E soprattutto togliamogli dall'elenco. Io sono della Telecom, signora, l'hanno tolti dall'elenco i nomi delle persone che non esistono più, capisce? Signora? Si è tolta di mezzo lei. Oh mamma mia, allora abbiamo collezionato un malato di cuore e un morto. Ora vediamo se troviamo, che so, anzi, uno che si è appena operato, ecco, uno che si è appena operato. Ora ci manca questo, sì, insomma, ce lo fa, li trovo tutti, che so, il lanternino, vuoi girare il lanternino, no? Oppure come Diogene. Sì, pronto, buongiorno, signor Danilo? Ah, sono il figlio, te lo il figlio. passo. Sì, c'è il trasloco da fare, Come? Il trasloco è per oggi, giusto? Io volevo dare una conferma, questi sono i traslochi Attila, e volevo confermare che oggi veniamo all'ora prefissata. Ma chiedo scusa, ma che trasloco? Il vostro? Guardi che c'è una È roba. ordinato dal signor Danilo. Voi andate a stare a Filine Valdarno, se non sbaglio, a Figline Valdarno. Ma guardi che c'è proprio un... Cioè, Filine Valdarno, insomma, in Toscana, no? Sì, non lo so. sì. Conosce? Vabbè. Conosce Filine Valdarno? Lo conosce, No, sì. non lo conosco, Deve comunque. andare a Filine Valdarno, sì. No, ho detto che... No, sì, signore, veniamo per il trasloco, Ma sta scherzando? Ma è stato lei? ordinato dal signor Danilo, Ma avrà sbagliato il numero. Ma lo sto no, dicendo. non ha sbagliato, no, lui non ha sbagliato il numero, ha chiamato noi siamo una ditta di traslochi. Le ripeto. Che Ho capito, state sbagliando numero. Repetita, no Juvent, io ho capito prima, quindi non Ecco, c'è, allora, non serviva. ha sbagliato numero. Qui non c'è nessun trasloco non da fare. E invece sì, perché io voglio parlare col signor Danilo che ha telefonato a noi. Insomma. Hai telefonato? Signor Danilo? Signor Danilo? Andiamo, Ora, Guardi, il mio padre non ha telefonato a nessuno. no, me lo passi per favore, che io voglio essere sicuro, perché se ci hanno fatto uno scherzo, o se lui ci ha fatto uno scherzo, insomma. Un attimo. Vai qua al telefono.
perché vogliono te. Certo. Ma è troppo facile, in questo modo. Sentiamo questo Mino che c'è. Pronto? Pronto, signor Danilo? Sì. Lei sta bene? Certo che sto bene. Cioè, vivo, sta bene, non ha niente, nemmeno un soffiettino al cuore, complimenti. Allora, signor Danilo, dica. Allora, per il trasloco oggi... Ma quale trasloco? Ma quale trasloco? Quello che ha ordinato suo figlio. Mio figlio? Sì, ha ordinato un trasloco per oggi, voi andate a stare a Figline Valdarno. Senta, lei ha del tempo da perdere? Come? Lei ha del tempo da perdere? Assolutamente no, questo è ecco, un tempo... Pure. Allora, le sto dicendo che ha sicuramente sbagliato numero. Guardi, Pronto? allora, la persona che ha telefonato ha detto di chiamarsi Danilo e ha dato questo numero. Come posso aver sbagliato? Avranno fatto uno scherzo. Ah, ecco. Ha parlato con mio padre, ha parlato con il sottoscritto e le sto dicendo. Qualcuno probabilmente ha fatto... Questa è una cosa più ragionevole, ha fatto uno scherzo a tutte e due. Cioè, a noi perché lavoriamo e a voi perché ha dato il nome e il numero di suo padre. Ma io non posso certo essere responsabile. No, ma io voglio sapere. Allora, aspetti, le chiedo, lei conosce qualcuno che fa degli scherzi di questo tipo? Qualcuno che le vuole male, non so. Non ho più pallida idea. Perché qui, insomma, per fare una cosa del genere noi stiamo lavorando, certamente. Certo. E voi certamente non avete ordinato. Aspetti però, la faccio parlare con la persona che ha preso la telefonata, vediamo di capirci qualcosa, un attimo, Va bene, un attimo. sì. Guglielmo, vieni qua un attimo, guarda, qui c'è un casino, perché dice, che non so che sei pronto per partire, però parla con questo signore e senti un po' se ci hanno fatto uno scherzo. Ma uno scherzo, ma che è sto scherzo? No, senti. Pronto? Sì, pronto. Sì, buongiorno, sono Guglielmo Pastri, Traslochi Attila. Io ho parlato per telefono con un certo signor Danilo. Di cognome? Danilo. Di cognome? Ho tutto sul camion, madonna. Aspetti un attimo, ora posso andare a prendere tutto il foglio. Però, questo numero telefono lui ha detto chiamatemi per confermare che domani, ha telefonato ieri mattina, ho parlato io con questo Danilo, che domani si trasloca a Figli di Valdarno. Danilo, lo so, ma però lei mi può passare un attimo suo padre perché... Ma mio padre è con lui non sta bene. No, non sta bene, un momento, lei no, qui, no, lo sapevo, ma da queste parti l'aria non è tanto buona, vero? Cioè, c'aveva l'aria un pochino parlacca, non so io. Prima ha detto che sto bene, poi dice no, non sta bene. Cioè, allora io ho un malato di cuore, un morto e uno che non sta troppo bene, No, allora, ma come vive ma che aria va a avere, Ma io non so mia, o vandalo. Che c'è? O vandalo, ma sono tutti messi male, questo ne sta bene, quell'altro c'era malato di cuore, quell'altro l'era addirittura morto, io da quelle parti non ci ho paura di pigliare qualche malattia. Hai anche ragione, però se ci chiamano, chi ci chiama ora? No, chi tu vuoi te, tu telefona a qualcuno. E tu gli dici, ma ragazzi, anche esso ne sta troppo bene, capito? No, ragazzi, non si può andare avanti così, Andiamo da un altro signore. Sì, non ha specificato la natura del malanno del padre, peraltro, sta troppo... No, io non rido sui malanni degli altri, sia ben chiaro, ma sulle mie sfortune di sondazziere, rido su questo. Ho trovato Aldo, Aldo piace, semmi Aldo, sì, figurati. Sì. Capisci. Oggi, o forse la zona, adesso una zona di molto umida, una zonaccia. Telecom Italia, no, come? Devo telefonare Aldo. Scusi, aspetta, mi faccia rifare il numero di Aldo, perché non posso perdermi un Aldo così, no? Certo. Sì. 2 volte Telecom Italia e anche... ho capito. Scusi signorina, Aldo. Sì, ho capito, Aldo, sì, non mi risponde. C'è nulla da fare, vabbè, andiamo da un'altra ancora. Dunque, si accettano naturalmente scommesse sullo stato di salute dei prossimi interlocutori. Quindi, vediamo a che grado, si può passare da morto a malato grave, malato e sta poco bene. Pronto? Pronto? Buongiorno. Signora. Telefono per il trasloco.
No, non interessa, grazie. Come interessa? Oh, a badante! Ma come interessa? Questo non ha nemmeno capito che cosa volessi dire. Questa è la badante, sentite, la badante. L'ho richiamata subito, Ma è roba, non mi interessa, cosa? Pronto? Scusi, ma fanno parlare lei al telefono che non capisce nemmeno l'italiano? Scusi, io stavo parlando, se non mi interessa, per quale motivo? Lei non sa l'italiano, la mandano a rispondere al telefono e dice non mi interessa. Io pensavo pubblicità di trasloco. Ma può essere, ma lei è italiana? No. Appunto, ho detto trasloco. Lei sa cos'è un trasloco? Sì. E allora perché mi riattacca? Qui c'è un trasloco in atto, capisce? Il signor Giovanni, come sta? Come sta il signor Giovanni? Lui è invalido al 100%. Invalido al 100%. Sì. Guardi, signorina, signora, insomma, quello che lei, insomma, a badante, ho vinto la scommessa. Mi mancava proprio. Dunque, io ho avuto, senta, il malato di cuore, poi il morto, poi uno che non si sente bene e ora un invalido al 100%. Lei chiede come sta il signor Giovanni, io dico che lui è invalido al 100%. Non parla, no. Ma niente. Certo, ma ci mancherebbe altro che parlasse o che avesse. È valido, lo so. È normale. Che insomma ormai oggi è così, capisce? È una zonaccia. Io le consiglio, cambi zona. Signora o signorina, prima che sia troppo tardi, cambi zona. Lì s'ammalano tutti, giovani, vecchi, ogni ossa. Dove? Lì dove abita lei, perché qui c'è un'aria mefitica, c'è un'aria malefica, c'è la malaria, è una mala aria. Lei mi capisce? Facile di dire, cambia zona. Cambi zona. Anche qualcuno dà un po' di soldi, meglio era. Io ti do un po' di soldi, vieni in Toscana che c'è un'aria buona, vieni in Toscana. Grazie. La gente vive bene in Toscana. Lo so che vivono bene. Vieni a Figline Valdarno, si sta tanto bene a Figline Valdarno, ti aspetto, ti pago. Quanti anni hai? Io? Sì. 44? Naturalmente, un altro classico. Lo sai che tutte hanno 44 anni, che si aggirano tutte intorno. 44, va benissimo. No, giuro, non è che non dico ci credo, infatti, avete quasi tutte le stesse età, sempre intorno, 44 è classico. Dove sei? Polacca? No. No. Russa? È russa. Russa? Sì. Ah, russa. E ti chiami? Galina? No, Tatiana. Ah, Tatiana. Galina un'altra. Sì. E quindi Tatiana, io ti invito, vieni a lavorare da me. Sei libera oppure hai qualche parente lì in zona? Hai un marito? Sì, no, solo zii, cugini, non ne ho marito. No. Ce l'ho Giovanni che è malato. Ma Giovanni è invalido al 100%, sì. Quindi anche con lui, insomma. Però io guarda. Una persona malata, non mangia, lui ce l'ha la PEG. Tu stai bene? Io sì, grazie a Dio. Grazie a Dio. Da quanto tempo sei in quella zona così malandata? Quasi 4 anni, sempre qua. E non ti sei ancora ammalata? Viva i russi e le russe! No, io sono una donna forte, devo lavorare. Vai, devo donna forte. Ascolta, quanto guadagni? Io ti faccio guadagnare di più. Quanto guadagni? No, sì, abbastanza. Allora, io vengo a prenderti con la mia torpedo blu. E cos'è? Un moto? No, mi è venuto male. No. Insomma, vengo a prenderti stasera. Insomma, e poi ti porto a Figline Valdarno, nel mio residence. No, non è un residence, è una villa. Cioè, è presente la villa di Sting. Io sono Paolo. Ecco, io ho una villa il doppio di quella di Sting, un terreno il doppio di quello di Sting, capisci? Io voglio di lavorare. No, ma non è questione di lavorare, io se vuoi ti faccio diventare la padrona, capisci? No, sì. io
sempre lavorato e mi piace lavorare. Oh, ma ti faccio lavorare, stai tranquilla. Non mi fa Ti spaventare, faccio niente. lavorare con tutte le tue, insomma, più belle arti, di mano, di bocca e di tutto il resto. Senti, allora ti vengo a prendere stasera con la mia torpedo blu. No, Ti viene male? grazie. signore. Allora ci si vede dopo e ti porto a Figline Valdarno. Che bello, Figline Valdarno, sarà il tuo paradiso, il nuovo nostro paradiso. Tatiana, Tatiana, Che bello, da. Tatiana. No. Fammi una rima con Tatiana. No, già fatto io, ciao. Pronto? Pronta? Pronto? Pronta? Chi parla? Vorrei parlare con Irma. Io sono Irma. Bene, Irma. Come sta? Soprattutto? Non sto bene. Lo sapevo. Chi parla? No, signora Irma, io niente, volevo solamente darle una parola di conforto e dirle, guardi, signora Irma, star bene o star male, l'importante è star bene nell'anima. Essere giusto? Essere sì. in pace con Dio e con tutto quello che ci circonda. Io la saluto e la benedico. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Auguri. Io credo che non ne caveremo le gambe. Povera signora Irma. Sì, povera Irma. Io pensavo Irma. Ecco, abbiamo avuto anche una Irma che non stava affatto bene. Lo so. Ora io ho paura, cioè, ho il timore di mettere il dito, anzi la freccina del mouse qui, insomma, su un nome, perché cosa troverò? Quale altro malanno, malattia e disgrazia troverò in questa famiglia qui? Cioè, è triste, vero? Mi dispiace per loro, insomma, in fondo. Qui si dovrebbe fare un programma per sorridere. Facciamo un programma per insomma, piangere. Come si fa? Non si può, perché queste persone sono troppo disgraziate. Al momento non siamo raggiungibili. Stai buono, stavo piangendo, ma stavo così tutto per bene. Vabbè, d'accordo. Andiamo da un altro, cioè, capito? Invece che, insomma, tutto il contrario, insomma. Io vorrei che la gente stesse bene, magari si incazzasse un po', sì, un bel programma sanguigno, e queste povere persone sono tutte malate, tutte, Un morto solo però, Strano, come si fa? Qui non c'è nessuno, Pronto? Pronto, chi è? Oh mio Dio, ho saputo la brutta notizia. Enrico ci ha lasciato, mi dispiace tanto. Ma cosa dice? Enrico. Ma chi è che parla? Non è più con noi, poverino. Povero Enrico, era tanto buono. Ma chi è che parla? Paolo, sono Paolo. Ma chi è? Paolo, sono Paolo. Ma io non lo Enrico, povero Enrico, mi dispiace. Ma che Paolo? Ma che Paolo? Ma com'è successo? Ma chi è che parla? Paolo. Io non la conosco. Ma lei chi è? Io sono Enrico. Morto che parla? Sì. Ma io sono... Enrico, non ci avevi lasciato? Ma mi hanno detto Enrico è morto. Come stai, Enrico? Come stai? Ma chi vuole lei? Enrico, io volevo fare tante condoglianze per la morte di Enrico. Ma Enrico quale? Enrico IV, no, Enrico, tu Enrico. Ma come stai? Ma come si chiama? Ti chiedo, ma di cognome, come si chiama? Stai bene, Enrico, stai bene? Ma di cognome. Io non voglio che qualcuno ha detto, ma sai che è morto Enrico? È morto Enrico. Ma chi è lei? Ma come... Paolo, sono Paolo. Io Paolo non lo conosco. Paolo. Io non conosco Paolo. Sì, ma io ti conosco Enrico. Enrico, stai bene? Stai bene? Enrico, 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 stai bene
Ma io se parlo perché sto bene, cavolo. No, cioè, ma che chi cavolo sta mi male dici? parla lo stesso. Ma come? senta, io non ho tempo. L'unico per cui piangevo sta bene. No, allora, lei, signor Enrico, mi deve spiegare questa cosa. Io telefono qua e là, sono tutti malandati, morti, eccetera. Dico, piango per Enrico sta bene. No, allora, questo non va bene, capisce? Ma che cosa mi state combinando? Che cosa mi state combinando, Costie? Costie, no, qui c'è qualcosa che non va. Come si chiama di cognome? Paolo. Ah. Cognome. Ah, cognome? Sì. Ah, sì. Saccappeli. Io non conosco Saccappeli, buongiorno. Come? È incredibile. Per lui ho pianto. Per lui mi sono disperato. Oh, povero Enrico. E stava bene. Capito? No, ditemi voi. Prima stavano tutti male. Ora, stava bene. No. Questa non è giustizia. Poi dice la giustizia. La giustizia. Ecco, ora basta, non avrò pietà. Ho trovato uno che sta bene. Incredibile, ma è proprio così. Almeno lo diceva lui. Ma secondo me mi nascondeva qualcosa. Oh, come mi dispiace. No. Questo sicuramente. No? Signora, come mi dispiace. Pronto? Sono disperato, ma come ho saputo di Giacomo, l'ho saputo adesso. Chi parla? Povero Giacomo. Ma chi parla? Paolo, sono Paolo. Senta, signora. Paolo? Sì, Paolo, sono Paolo. Guardi, forse ha sbagliato un numero. No, ma Giacomo, signora, com'è successo? Ma di chi parla, scusi? Mi hanno detto che, insomma, povero Giacomo non è più tra noi. No, guardi, ha sbagliato. Paolo, perché... signora? Paolo, bisogna capire, io vorrei capire finalmente e alla fine se questo Giacomo c'è o non c'è, perché questa è stata un pochino poco, insomma, poco che. Pronto? Ma se io rifatto il numero, ma scusa, sono fatto, Risponde la segreteria telefonica. Ah, sì, ho capito. Sì? Non sapevo mai come sta o se c'è ancora al mondo Paolo, sono io, Giacomo. Va bene, allora ci penso io a lasciare il messaggio, se no... No, questa era la seggiolina. Avete sentito? L'ho fatta abbastanza lunga, sì, più di 30 secondi sicuramente. Sì. Allora, mi ero girato poi nel ritornare verso il microfono, la seggiolina ha fatto era la seggiolina, giuro, abbiamo una seggiolina parlante, è una seggiolina meravigliosa, verissimo, me la consumata, ma noi ci siamo affezionati, e poi c'è questa sola, andiamo via, ecco, su, ecco fatto un altro numero, sì, quello che sposta così, sono tornato su, no, tanto per dirvi no, mi sono fatto nulla, bene, io no, e loro tutti malai, no, poi alla fine, ma qui sembra che, sì, buongiorno, senta, mi sente? A chi è? Questo è mio, sta troppo bene, Senta, io sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, Marina. Pronto? È andato via, poi è cascato in terra. Qui c'è una certa Marina e allora vediamo se risponde di nuovo. Quest'uomo non mi sembrava stesse molto bene. No, te lo dico sinceramente, le cose stanno così. Sì,
Sì, pronto, ma perché mi riattacca? Volevo Marina. Ma Marina non c'è qui. E dov'è? Non so io. Ah, è al mare, certo, capisco. Non so chi è Marina. Non sa chi è Marina? No. Ma qui c'è scritto Marina. Buongiorno, Lei sta bene? No, tanto anche se non me lo dice ho già capito che non sta bene. Io voglio rifare questo numero di Marina, può darsi che abbia sbagliato io, questo povero uomo qui che sicuramente già con piede dato. Speriamo non sia lui, speriamo che non sia lui, che sia una Marina vera, sì. Sì, no, aspettiamo un attimo, l'ho rifatto con il dito. Non abbiamo alcuna risposta in questo caso. Va bene. Non sapremo mai se prima era una vera marina o falsa marina, e questa invece era marina militare, marina vera. Va bene, d'accordo. Guarda, Nini, e che tu mi dici davvero? Sì, guarda te, ma guarda un po', Aspetta, no, aspetta, Sì, aspetta però. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Vorrei parlare con Pieraldo, ma è lei Pieraldo? Sì. Ah, buongiorno, senti. Perché questo rumore? Non lo so. No. Scusi, ma cos'è questo rumore? No, appunto, ma volevo sapere perché sento un'altra telefonata. Ma scusi, io sento lo sente anche lei? Sì, è disturbata. È disturbata. Senta, signor Pieraldo? Sì, mi dica chi è. Ora non lo sento più. Quel rumoraccio. Pronto? Pronto? Sì, pronto? Mi sente? Io adesso la sento. È Pieraldo? Sì. Aldo, ma Pieraldo, non viene peggio con Pieraldo. Ascolti, mi dice chi è che parla? Sono Paolo Gay. Paolo? Paolo, sono Paolo Gay. Ci conosciamo? Spero che ci conosceremo presto. Desidera? Desidero te. Prego? Oi, Pieraldo, mamma mia, ma tu sai farlo, spiego? Pieraldo, ma su un pochino di verve, Lo so che da queste parti voi state tutti male, e lo so, e voi avete questi problemi, vabbè, capisco, ma un pochino più su, Dio mio, forza, Pieraldo! Ma io non la conosco. Ho capito, ma Pieraldo, abbi una reazione umana. Sì, ma ascolta. Ma mi sembri un robot. Stai bene, Pieraldo? Ha bisogno di qualcosa. Non ti senti troppo bene? Ma lei ha bisogno di qualcosa? Sì? Mi dica. Ho bisogno di te, Pieraldo. Ho tanto bisogno di te. Pronto? Sì, pronto. Pieraldo, incontriamoci, ti prego. Vaffanculo. Ha capito la situazione però, perché quest'ultima sua annotazione era perfettamente in linea, tanto è vero che lo richiamo, con quanto io gli andavo, prospettando. Certo. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Stavo parlando un attimo fa con Pieraldo. E allora? E allora lui mi ha mandato nel posto in cui io veramente vorrei andare insieme a lui. Sa, signora, io e Pieraldo siamo una coppia perfetta. Ci amiamo tanto. Ah, sì? Io sono Paolo Gay. E io e Pieraldo, guardi, noi voteremo per Nichi Vendola, glielo dico subito. E allora? Allora guardi, io le posso dire che Pieraldo, non so con lei, ma con me è un maschione. Ah, sì, ma guardi, dopo tanti anni di matrimonio non sapevo che avesse cambiato sponda. Ah, non lo sapeva che avesse cambiato. Ma guardi, la sponda giusta è la mia, Sì, Casomai male. uno cambia sponda dall'altra parte, con le donne. Mamma mia, ma come fa una persona ad andare con le donne? Me lo dica lei ci andrebbe. Ma non lo so, io non sono mai andata. Ma lei ci andrebbe, vede, brava, lei ci andrebbe con una donna?
No, appunto, è andata via. Ma guarda, ora va dal marito e dice, ma te sei passata all'altra sponda? Io, lui no, che lui è una specie di robot, non è più nemmeno umano, no? Non è umano, non è umano. Non è umano, quindi lasciamolo alle sue cibernetiche faccende. Cibernauta, un cyberpunk. Sai cos'è quella roba lì, insomma, un cybernetic. Pronto? Sì, Deborah. Sì? Ciao, come stai? Chi è? Sono Samantha. Non so chi sei. Dai, Deborah. Sono la moglie di Roberto. No, scusa, hai sbagliato. Roberto, ti ricordi? Pronto? Oh. Ma come? Deborah, Samantha, come una Deborah che non conosce una Samantha, ma questo è incredibile, bisogna richiamarla, con questa vocina, ma via. Vero? No, Ah no, Pronto? Pronto, Deborah? Chi è? Sono Roberto, il marito di Samantha. Come stai? Ma non vi conosco. Ma dai, abbiamo fatto un trio 2 settimane fa, non ti ricordi? Ci siamo divertiti un casino, volevo ripetere l'esperienza. Deborah! Oh, Deborah! Quando mi hai detto che... Anche questa taglia corto, è meglio star lontani da quelle che tagliano corto. Di già, insomma, quello che ci sa è giusto appena sufficiente. Se tu me lo tagli anche corto. Vabbè, d'accordo, andiamo. Sì, va, dignene, vero, va, guarda. Ecco, sì. Tarararirara. Vero, era Deborah, Festival di Sanremo del 1966, qualcosa del genere. E Wilson Pickett cantava insieme a Fausto Leali, non insieme, ma diciamo la stessa canzone. Oh, guardate, Deborah con l'H finale, già. E poi è diventato un nome abbastanza diffuso, Deborah, Samantha. Allora, ma nessuno ha messo nome allora. Pronto? Buongiorno. Pronto? Pronto? Parlo con Pierino? Sì. Come stai, Pierino? Chi parla? No, come? Io ho un difetto di pronuncia e tu mi ridi in faccia? Vabbè. Come stai, Pierino? Sto bene, sì. Stai bene? Dalla voce sembra che tu sia mezzo morto. Anch'io. Anche tu balbetti? Pierino, sai come mi chiamo io? No. Mi chiamo Cacca. No. Cacca. Non mi viene il nome, mi chiamo Cacca. Ciao, Ciao. Piepè. Ciao. Pierino. Cacca. Mi sembrava più scemo di me questo qua, il che durante il sondazzo è una cosa abbastanza difficile da raggiungere, quindi complimenti a Pierino che richiamo, a cui faccio un richiamino. Sì. Sì, dai. Sì. Che poteva essere col cacà? Camillo.
E-I-O-U è andato via subito e stavolta anche lui ha tagliato corto. Aspetta, scusate ragazzi, dopo tutti questi tagli è bene me lo vada a controllare, scusate un attimo. Se non c'è il sondazzo stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo ma non mi importa ma se c'è il sondazzo io non mi strapazzo, sto qui in sollazzo, non mi rompete